Riuscirà una parte dei consistenti fondi decisi dai capi di Stato che hanno preso parte al G8 dell'Aquila ad essere destinata, oltre alla povertà in Africa, anche a quelle tante persone colpite dall'AIDS che hanno bisogno di tutto, non solo di medicine? È una malattia purtroppo diffusa e in molti casi irreversibile e verso la quale è in atto una costante opera di sostegno da parte dei padri missionari stimmatini di Verona. Vi proponiamo le immagini girate per conto della Regione del Veneto dall'associazione Onlus Luci nel Mondo. This is St. John the Baptist Old Age Home. Here we take care of 60 people. Ci siamo accorti che c'era della presenza di anziani, diciamo, abbandonati, non assistiti, soli. L'abbiamo costruita intorno agli anni '80 con l'aiuto degli amici italiani, soprattutto della parrocchia di Lonato, la parrocchia di Padre Angelo Tusi. We don't choose, we just take anybody who needs help. Ci troviamo nel villaggio di Temmorghe. Qualche anno fa abbiamo costruito quello che noi chiamiamo una clinica dove facciamo assistenza quotidiana ed è portato avanti da un paio di signore che volontariamente si sono presi l'incarico di assistere i malati. We are having 167 HIV patients and we are having 250 orphans that have been caused with HIV-related AIDS. Every Saturday there is a group that comes here, a support group that comes to the clinic for support of one another. All these people come here as support groups so that we should guide and give them a help. I padri stimmatini fanno parte dei 3.500 missionari veneti sparsi all'estero. Tutti hanno la vocazione ed il compito di diffondere l'apostolato, dare assistenza ai malati, seguire la gestione dei centri professionali per creare opportunità lavorative ai giovani e adoperarsi per altri progetti caritativi. Da ricordare che la Regione ha dato alle stampe una guida sui missionari veneti, una realtà che ci fa onore.